Questa sera con la professoressa Chiara Saraceno, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, iniziamo un ciclo di 4 incontri che costituiscono un po' la prosecuzione ideale dell'iniziativa che avevamo intrapreso lo scorso anno con la scuola per la partecipazione delle donne nello spazio pubblico. È un'iniziativa a cui diamo attuazione come Centro Documentazione Donna di Via Crepetta, Centro Veneto Progetti Donna, e che è sostenuta dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova e dal Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Padova. Noi abbiamo già espresso il senso di questo nostro lavoro nell'incontro presentazione di lunedì scorso, quindi questa sera non porterò via tempo all'incontro con la professoressa Saraceno e dirò proprio solamente due parole, insomma, per dire che intendiamo questi incontri, di cui sicuramente avete il programma, come un aiuto, uno stimolo a ragionare sulla relazione tra la sfera pubblica di azione e i possibili sviluppi delle relazioni economiche. I soggetti a cui noi ci rivolgiamo, essendo centri di documentazione donna, Centro Veneto Progetti Donna, soggetti per cui vogliamo costruire un percorso argomentativo sono le donne. Nonostante questo, forse proprio per questo, quello che ci interessa è di poter ragionare su come poter costruire con soggetti diversi delle connessioni, delle relazioni di trasformazione dello spazio pubblico, modi diversi di stare nello spazio pubblico. Uno spazio pubblico che intendiamo in maniera arendtiana, cioè come luogo in cui si possono confrontare molteplici soggetti, molteplici competenze, molteplici conoscenze, ognuna delle quali può dare il suo importante contributo, perché non pensiamo ci sia una singola competenza in grado di esaurire l'analisi dalla possibile soluzione di un problema, e spazio pubblico come luogo di gestione dei conflitti, perché i conflitti sono inevitabili. Il percorso che abbiamo scelto parte dall'analisi della relazione tra modelli di welfare e modelli di cittadinanza, per poi poter riuscire a ragionare sulle disfunzioni del welfare state italiano. Ed è su questo tema che abbiamo invitato la professoressa Chiara Saraceno. Chiara Saraceno è laureata in filosofia, fino al 2008 è stata docente di sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino, è stata professore di ricerca presso l'Istituto di Ricerca Sociale di Berlino e attualmente è honorary fellow al Collegio Carlo Alberto Pizzolini. Vabbè, è una delle sociologhe italiane di maggior fama, importanti i suoi studi sulla famiglia, la questione femminile, la povertà, le politiche sociali. Ha ricoperto incarichi accademici numerosi anche a livello internazionale e istituzionali in Italia. Ha partecipato a 2 commissioni parlamentari sugli studi sulla povertà. Nel 2005 è stata nominata Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Di lei noi abbiamo letto in questa circostanza il suo, credo sia l'ultima opera sua, penultimo, il welfare, e appunto su questo do immediatamente la parola alla professoressa Saraceno. Grazie.
Ecco, grazie di avermi invitata. Il welfare. Se avete letto il libro, un po' di storia non che ve la faccia. Quando è che si parla di welfare state? Ecco, distinguiamo tra welfare e welfare state. Il welfare è una dimensione più larga del welfare state, cioè welfare in termini di cosa vedi? Benessere. Il benessere, che non è una questione economica, è avere una soddisfazione adeguata dei propri bisogni. Tradizionalmente il benessere, la soddisfazione dei bisogni degli individui è stata affidata alle famiglie e soprattutto nel caso dei più poveri alle parrocchie, alle comunità locali, eccetera, cioè prima del welfare state, e al mercato, che però è utilizzabile sempre tramite le risorse individuali, cioè uno può rivolgersi al mercato per soddisfare i propri bisogni se ha abbastanza denaro per comprare i servizi o i beni nel sistema sul mercato, quindi è una variante della famiglia, mi verrebbe da dire, dell'affidamento alla famiglia. Comunque non la faccio lunga, quindi il welfare state è un'invenzione novecentesca, è davvero un'invenzione novecentesca ed è stata a lungo un'invenzione europea, cioè nel suo sviluppo e nella sua complessità il welfare state è un'esperienza europea in tutte le sue diversità da un paese europeo all'altro. Tant'è vero che a lungo si è pensato che il welfare state esistesse solo in Europa. Non è vero, anche perché poi dipende da dove mettiamo i confini del welfare state, cioè se per esempio i miei colleghi statunitensi direbbero che se noi includessimo la scuola, loro hanno fatto grande redistribuzione tramite il sistema scolastico, più forse di alcuni paesi europei, inclusi l'Italia. Ma comunque sia, diciamo, il welfare state sicuramente è un'invenzione sociale europea che poi si è più o meno allargata anche ad altri paesi. È un'invenzione europea dentro alle società democratiche capitalistiche, anche se poi possiamo vedere che ci sono forme di welfare, ci sono state forme di welfare anche nei paesi dei regimi comunisti, ma anzi c'era più welfare che democrazia, se uno volesse metterla su questo piano, e in parte anche in paesi di dittature più di destra, se diciamo che i paesi comunisti erano dittature di sinistra, comunque nei paesi dittatoriali. Però di nuovo il welfare state nasce dentro le democrazie capitalistiche, cioè nasce dall'idea che nelle società di mercato democratiche non tutti i bisogni o non tutto il soddisfacimento dei bisogni possono essere soddisfatti dal mercato. O meglio, possono essere soddisfatti tramite le risorse che ciascuno ha in base alla posizione che ha sul mercato, quindi in base al reddito, la posizione sociale e anche alla posizione familiare. Per questo sottolineo l'aspetto di origine non solo capitalistica, quindi c'è il mercato, ma non tutto può essere risolto sul mercato, ma sono anche società democratiche che quindi si pongono un problema di in qualche modo uguaglianza o di pari opportunità in modo diverso, più o meno diverso. In questo senso, di nuovo, è una invenzione tipicamente, specificamente europea. Il teorizzatore, in fondo, di questo nodo, società di mercato democratiche, da chi lo ha espresso meglio, è Marshall,
il quale ha detto c'è il welfare state in quanto sottrae all'area del mercato il soddisfacimento di bisogni fondamentali, che non è solo il tetto sulla testa, ma l'istruzione. Cioè, addirittura Marshall aveva teorizzato che i diritti sociali erano il terzo grado dei diritti, il terzo livello dei diritti, dopo i diritti civili, l'habeas corpus, il diritto all'opinione, la religione, eccetera, eccetera, dopo i diritti politici, il diritto di rappresentanza, di voto, eccetera, eccetera. A completamento di questi diritti, Marshall direbbe, utilizzando un linguaggio alla Amartya Sen, l'abilitazione di questi diritti è consentita dai diritti sociali, perché se uno non ha un'istruzione adeguata non può davvero scegliere sul dibattito politico. Se uno non ha da mangiare, certo può essere contento che nessuno lo mette in prigione senza giustificazione, però, come dire, la sua libertà è fortemente vincolata e così via. Quindi non è solo un'aggiunta i diritti sociali, sono un'abilitazione anche degli altri due diritti. Io trovo bellissimo questa abilitazione, non metto in bocca io, ma questo perché questo linguaggio è una cosa molto bella, credo. Quello per cui Marshall sbagliava è che lui pensava, perché parlava a partire dalla storia inglese, che la sequenza andasse così in tutti i paesi, no? Prima i diritti civili, poi i diritti politici e poi i diritti sociali. Invece noi sappiamo che alcuni gruppi sociali hanno avuto prima i diritti sociali di quelli politici e a volte di quelli civili. Pensiamo alle donne, no? Hanno avuto prima alcuni diritti sociali, che so, la protezione della maternità, di quanto non avevano avuto il diritto al voto in Italia, per esempio. E io sostengo che ancora non hanno avuto l'habeas corpus, quindi alcuni diritti civili li hanno con più difficoltà di altri. O anche, che so, i migranti possono avere diritti sociali ma non diritti politici, possono avere, o le dittature che menzionavo prima possono dare diritti sociali senza dare diritti politici e dare neppure perfettamente i diritti civili. Quindi la sequenza non è proprio così, una sequenza che appare logica, che è nella sua costruzione, storicamente può non avvenire così, ma non la voglio fare troppo lunga, ma volevo darvi questo quadro. Fatto questo quadro, comunque siano arrivati e collocandoci nel contesto dei paesi capitalisti democratici, in cui il welfare state ha avuto origini negli anni fondamentalmente tra i due guerre, alcune anche un po' prima, Bismarck, le prime leggi sociali da Bismarck sono addirittura della seconda metà dell'Ottocento. Però lo sviluppo pieno del welfare state avviene nel secondo dopoguerra. Nel secondo dopoguerra perché? Perché proprio la devastazione della guerra aveva prodotto un consenso sul fatto che non si potessero lasciare le persone nella miseria, non si potessero, di nuovo alcuni l'hanno teorizzato bene, un bene regime Inghilterra che dice che lo welfare state deve liberare dal bisogno, dalla fame, come spesso capita, le grandi tragedie producono una solidarietà interclassista, per cui c'è anche la disposizione a investire risorse a favore anche di quelli più deboli, come succede nei terremoti, come succede nelle guerre. Questo è nel secondo dopoguerra, anche perché poi nel secondo dopoguerra molti paesi anche rivedono le proprie costituzioni, quindi accentuano alcune dimensioni di democrazia per contrastare l'esempio
l'esperienza delle dittature europee, non quelle là fuori, delle dittature europee. Ma come lo fanno? Ed è qui che avviene, cioè la cosa interessante è che in tutti i paesi vediamo lo sviluppo del welfare state, in tutti i paesi, sto parlando, adesso mi limito all'Europa, anche se qualcosa potremmo dire anche degli Stati Uniti, ma lo fanno in modi molto diversi. Qui c'è questo paradosso, per cui vista dall'esterno l'Europa appare molto più somigliante, che so, se la confrontiamo con gli Stati Uniti o con l'Australia, adesso sto parlando dei paesi OCSE, ma vista dall'interno il welfare, come ha detto qualcuno, tra cui anch'io, cioè i paesi dell'Unione Europea, perché l'Europa è un po' più larga dell'Unione Europea, ma i paesi dell'Unione Europea, anche quelli dell'Europa 15, quindi quelli dell'inizio della pattuglia iniziale dell'Europa, sono più diversi tra di loro per tipo di welfare state che non per tipo di sistema politico. Sono diversi anche questi tipo di sistema politico, sistema elettorale, se c'è due camere o uno, se c'è una monarchia o la repubblica, eccetera. Però sono molto più diversi per sistema di welfare. Anche oggi qualcuno dice che c'è una convergenza al ribasso, ma questo non vedremo, di quanto non siano per altre cose. Per questo dico che i modelli di non dico questo non io, i modelli di welfare esprimono modelli di cittadino, di cos'è essere un cittadino, più concreti, diciamo, che il sistema elettorale. A che cosa ho diritto se mi trovo in questa situazione piuttosto. E ripeto, non è una questione da formulare innanzitutto come una gerarchia, quelli più belli e quelli più brutti, quelli più sviluppati e quelli meno sviluppati. Non è solo una questione di gerarchia, anche se visto dall'Italia spesso la tentazione di fare delle gerarchie viene facile. È proprio una questione di concezioni in parte diverse. Concezioni in parte diverse di cos'è il compito dello Stato rispetto a che cosa, di cos'è il compito della famiglia, cioè degli altri organismi, di che cosa va lasciato alla famiglia piuttosto che altri. Pensate al concetto di sussidiarietà che fonda il welfare tedesco, viene utilizzato spesso in malo modo. In Italia, io trovandomi a volte in dibattiti internazionali, l'hanno inventato i francesi ed è pressoché incomprensibile a uno svedese o un danese, non riesce a capire cosa vuole sussidiarietà, cioè non esiste neanche la parola, credo, nella loro lingua, perché hanno una storia istituzionale e anche di cultura politica diversa. Allora, quali sono, se posso citarne in un libro, nel mio libro, a pagina 35, perché ce l'ha, quindi i welfare si distinguono per le modalità concrete con cui, meglio, prima ancora, per il tipo di diritti sociali che garantiscono, a chi li garantiscono e come li garantiscono. Per questo si distinguono, quindi si distinguono innanzitutto sull'asse dell'universalismo, potremmo dire se i diritti sono garantiti su base universale, cioè tutti coloro che sono in una certa situazione ottengono la stessa cosa, oppure su base categoriale, per cui, che so, tutti sono coperti dall'assistenza sanitaria, però in modo diverso a seconda della categoria o del livello sociale a cui appartengono. Questo potrebbe essere un esempio. Quindi, innanzitutto, il grado di universalismo, ma anche che cosa concretamente. Sono due cose diverse. Io posso avere delle misure universali, ma che riguardano solo certi settori, e altri settori non li copro, altri settori che invece da qualche
paesi sono coperti, non li copro. Esempio, quasi tutti i paesi europei occidentali hanno l'indennità di disoccupazione, le pensioni e un sistema sanitario di cui in qualche modo. Non tutti hanno gli assegni per i figli. Non tutti, quasi tutti, ma non tutti hanno un reddito minimo per i poveri. Quindi non si tratta più soltanto di universalismo, se le pensioni sono di tipo universalistico, se l'identità e torneremo su questo, o categoriali, ma anche chi, cioè quali bisogni sono oggetto del welfare e quali no, e quindi quale tipo di quali diritti vengono garantiti di indennità e così. E queste differenze, mi spiace di fare tutto questo rumore, andiamo un po', non può fare lo stesso. Queste differenze in qualche modo interagiscono con le responsabilità o ciò che ci si aspetta dagli altri elementi di quello che chiamiamo il diamante del welfare. Che cosa ci si aspetta dalla famiglia, che cosa ci si aspetta, cioè, perché se lo Stato, se il welfare pubblico, quindi se il welfare state fornisce certe cose, la famiglia non le deve fornire più o le deve fornire di meno. Se invece non le fornisce si dà per scontato che le fornisca, e allora se la famiglia non le può fornire, l'esito è che le disuguaglianze sociali possono essere cristallizzate, cioè dipende da che famiglia uno c'ha, per esempio, no? Dipende dalle sue e così via. Per chiarire meglio questo esempio, queste differenze, pensate al fatto, ne faccio 2 o 3 esempi diversi tra di loro e che ci fanno vedere dimensioni diverse delle differenze. Pensate al fatto che in alcuni paesi, di solito quelli nordici, ma anche in Inghilterra, una persona quando arriva a 18 anni non è più considerata a carico dei genitori, a prescindere. E quindi ha eventualmente, se è disoccupato e non ha accesso, non ha l'indennità di disoccupazione, però se è povero ha diritto al reddito minimo, può di avere in Francia anche diritto non sa 18 anni, in Francia è 24. 25, accesso all'abitazione, eccetera, ma soprattutto questo giovane, quindi non è solo il fatto di avere diritti o non diritti come individuo adulto, significa che le aspettative nei confronti della famiglia sono diverse, che non vuol dire che la famiglia può non aiuta più, non dice basta chiudere per compiuto 18 anni, ma che c'è meno dipendenza. C'è meno dipendenza, c'è più possibilità di... Qualcuno può dire che è sbagliato o giusto, semplicemente dico, questo è un esempio. Il fatto che i diritti non è così dappertutto, per esempio in Francia e in altri paesi questa come dire, definizione di un giovane come soggetto autonomo di potenziali diritti, anche diritti sociali, scattano a 25 anni. In alcuni altri paesi si dice vabbè tra i 18 e i 25 c'è qualche diritto però particolare, diverso dagli altri, perché non vogliamo rovinare la fibra morale dei giovani, quindi non dobbiamo farli abituare, ma eccetera. Ma sono diverse concezioni. Un altro esempio è quello che vi ho già fatto degli assegni per i figli, non assegno familiare, assegni per i figli. In quasi tutti i paesi europei ci sono, e qual è la ratio? L'idea che chi ha figli
sostiene costi che sono socialmente positivi, cioè chi ha figli fa qualche cosa che beneficia anche la collettività e quindi la collettività deve in parte farsi carico del costo, a prescindere dall'assegno per i figli. Le collettività nei nostri paesi si fanno parte carico del costo, pensate al sistema scolastico e al sistema sanitario, sono in cui, come dire, si ha accesso non pagando contributi in più. No? Se ho figli pago più tasse perché devo pagarmi la scuola o pago più contributi sanitari perché loro abbiano dei sistemi pubblici, dei sistemi. Anche in Italia la collettività sostiene parte del costo dei figli e se non lo sostenessero costerebbero l'ira di Dio di più di quanto già non costano. Ma il ragionamento che viene fatto è che comunque c'è un altro costo, perché questi figli hanno queste caratteristiche perverse di mangiare, crescere, cambiare, avere bisogno di scarpe, eccetera, eccetera, hanno queste strane caratteristiche e quindi il rischio è che chi ha figli, la parola pauperismo e proletariato viene legato anche alla presenza di figli. Allora si dice bisogna compensare orizzontalmente tra chi ha figli e chi non ne ha. Quindi gli assegni per i figli hanno questa idea di non far cadere il reddito disponibile di chi ha figli troppo al di sotto di chi ha parità di reddito di mercato, reddito guadagnato, non ha figli. Quindi è una ridistribuzione orizzontale tra chi ha figli e non ha figli, perché si pensa che fare figli sia anche un bene sociale. Non in tutti i paesi è così, perché in alcuni paesi quello che conta è fare un figlio in più. Allora, per esempio in Francia l'assegno è dato solo a partire dal secondo figlio, cioè l'obiettivo è fare un figlio è un bene sociale, ma è soprattutto un bene sociale farne uno in più, tanto chi vuole un figlio uno lo fa sempre, e il secondo che oggi ci pensa un po', e quindi quello che promuovo è il secondo figlio. In altri paesi, l'Italia è un misto di questo, si tenta anche una redistribuzione verticale, quindi lo diamo soltanto ai più poveri. L'Italia è un paese complicato perché lo diamo ai più poveri che però hanno un certo tipo di reddito, quindi ai più poveri tra i lavoratori dipendenti. Lo diamo ai poveri, quindi noi abbiamo la situazione che abbiamo gli assegni che si chiamano nucleo familiare non per i figli, sono una roba un po' complicata, macchinosa e non particolarmente efficiente, ma soprattutto è legata a un test ai mezzi doppio. Quindi non basta avere un reddito modesto, ma occorre che sia anche quel tipo di reddito lì. Il 75% del reddito familiare deve venire dal lavoro dipendente. Quindi i poveri senza lavoro non ce l'hanno. Come risultato in Portogallo lo danno solo ai poveri e così via. Quindi il concetto è più di contrasto alla povertà. Potrei fare esempi all'infinito, pensate che un altro esempio ancora ha a che fare invece con i servizi, perché soprattutto se voi vedete la letteratura sul welfare e anche il dibattito sul welfare in Italia oggi sembra che abbia a che fare solo con la disoccupazione e con le pensioni, se va bene con la sanità, se va bene. Quando si parla dei tagli al welfare sembra che si parli solo di questo, o quando si vuole difendere il welfare si parla solo di questo.
non si parla quasi mai dei servizi. Avete visto un'ora di sciopero perché hanno tagliato il fondo sociale e i comuni non ce la fanno più a fare i nidi o l'assistenza domiciliare? Quante ore e quanti dibattiti sull'articolo 18 e quanto silenzio tombale su questa cosa che tocca la vita di molte più persone che l'articolo 18, che era una cosa molto importante a livello simbolico, non sto solo dicendo, ma era prevalentemente una cosa di tipo simbolico importante, laddove invece la riduzione del fondo sociale è quello non è avvenuto. Almeno fosse, perché lì fosse stata almeno uguale, no? Non c'è, perché nella percezione, addirittura era un dibattito a sabato con un mio collega che stimo moltissimo, e lui per parlare di servizi si era inventato un nuovo termine che diceva il welfare sociale. Io dico, come il welfare sociale? Il welfare è... perché c'è anche il welfare non sociale. No, perché io intendo i servizi, eccetera. Dico, ma no, allora noi dobbiamo dire che i servizi stanno nel welfare, non che contrapponiamo il welfare sociale a un welfare asociale, in cui mettiamo le pensioni, l'indennità di disoccupazione e il batte la testa. Cioè, è una perversione della nostra cultura se siamo arrivati a dover nominare, a dire aggiungere sociale a welfare, perché la traduzione italiana di welfare state è stato sociale, quindi cosa vogliamo? Uno stato sociale? Vogliamo... non mi è chiaro, però è stato interessante questo, perché lui come me cerca di dire che bisognerebbe avere, cioè stare attenti anche a queste dimensioni del welfare, che sono spesso trascurate sia nell'analisi o sono a parte o sono aperte, non entrano mai nelle grandi discussioni sul welfare state o nella grande modellistica sul welfare state, eppure sono quelle che fanno grande differenza, vero? Non avere servizi per l'infanzia, certi livelli di copertura di servizi per l'infanzia, vero? Non avere l'assistenza domiciliare o comunque i servizi di cura per le persone, non i bambini piccolissimi, per le persone di ogni età, fragili, non autosufficienti e così via, fa differenza su come non solo la persona fragile sta al mondo o il bambino incontra risorse non solo familiari, fa differenza anche per chi altrimenti si troverebbe ad avere la responsabilità esclusiva della cura, posto che ci sia qualcuno che eventualmente è disponibile a farsene carico. Si ritorna al fatto che bisogna non solo nascere nella famiglia giusta, ma stare attento ad avere sempre quella famiglia giusta che dura nel tempo, ben oltre la propria maggiore età. E fin dentro la vecchiaia, cioè bisogna programmarci bene e poi tenerceli anche legati vicini perché non vadano troppo lontano. Ecco, quindi spero, perché non posso parlare troppo lunga, di aver chiarito che cosa vuol dire che i welfare state sono modelli di cittadinanza diversi. Lo chiariamo meglio guardando all'Italia, e in parte con questo rispondo anche ad alcune delle domande che mi sono arrivate per email. Prima cosa da sgombrare: la crisi economica che noi stiamo subendo adesso non è colpa del welfare state. Il welfare state italiano, come dirò subito, ha enormi colpe, non è affatto questo bene perduto che adesso ve lo stiamo perdendo un po', come
come sempre quando c'è la nostalgia ci sembra che viviamo un mondo meraviglioso. Io sono abbastanza vecchia e abbastanza anni su piazza e mi ricordo di aver criticato il welfare state italiano piuttosto duramente da parecchi anni, quindi non ho nessuna nostalgia di un welfare perduto. Poi ci torno, non veniamo da un welfare meraviglioso che adesso ci stanno smantellando e lo spiegherò perché. Però ma anche se il welfare da cui veniamo ha tuttora molti difetti, non è il welfare la causa, non solo la causa della crisi economica, che ha cause, lievemente più ampie di così e anche un po' fuori dal nostro controllo, ma non è neppure la causa del debito pubblico di cui invece siamo responsabili noi. Certo, anche le spese del welfare vanno nel debito pubblico, ma il debito pubblico è anche stato, come dire, frutto di tante altre cose, ultimamente anche l'Italia, tanto per non fare esempi, e, come dire, è più la responsabilità non del fatto che si è stati troppo generosi, come sento spesso dire, quanto che si è speso malissimo, cioè noi siamo riusciti a spendere tanto, perché la spesa sociale italiana è nella media europea, non è, certo la media è fatta di alti e di bassi, però è proprio media nella mediana, cioè non è tra quelli che spendono di meno l'Italia, è la sua composizione il problema. E qui tocco un dato che per le persone della mia età è molto sensibile, ma bisogna toccarlo. È una spesa sociale tutta spostata verso le pensioni e la sanità. Pensioni e sanità con pochissimo spazio per protezione dalla disoccupazione, ancora meno spazio per sostegni alle famiglie, dove ci metto gli assegni per i figli, ci metto anche però le indennità di maternità, quelle genitoriali, i servizi per la prima infanzia, prescolastici, quindi i nidi e le scuole materne, e pressoché nulla per i poveri. Ci sono degli singoli frammenti, ma quindi è la composizione. Ma quali sono le caratteristiche del welfare? Certamente la spesa del welfare avrebbe dovuto essere più razionale, più equa e più giusta, ma non è essa la causa principale del debito, quanto il fatto che, se si vuole, si sono spesi anche in modo clientelare e inefficiente, cioè siamo riusciti a avere un welfare costoso, insieme costoso e inefficiente, al massimo, cioè al massimo. Cioè con la stessa spesa altri paesi sono riusciti a essere un po' più efficienti e un po' più equi. E ci tengo a dire entrambe le cose, un po' più efficienti e un po' più equi. Perché quali sono le caratteristiche storiche del welfare state italiano? Il fatto che è stato insieme, da sempre, fortemente categoriale e clientelare. Le due cose assieme. Anche il welfare tedesco è categoriale. Sono molto diverse perché il welfare tedesco, però più che categoriale, cioè è un welfare che difende la stratificazione sociale, cioè non gli elettrici più meccanici ecco, ma difende fortemente la stratificazione sociale, cioè ciascuno ha dei diritti, ma in modo che non venga cambiata, come dire, la posizione della stratificazione sociale. Invece il welfare italiano è riuscito a combinare
elementi di categorialismo che è tipico di tutti i sistemi che hanno imitato quello bismarckiano, cioè quello tedesco, il Panteleo anche di quello austriaco, il Panteleo di quello francese, eccetera, diversamente da quello inglese o da quello scandinavo, invece c'è pochissimo categorialismo, ma il nostro è un categorialismo, in parte è venuto la stessa cosa in Spagna, in Portogallo e in Grecia, cioè una caratteristica tipica dei sistemi mediterranei per il loro tipo di cultura politica e di gestione politica, è stato trasformato il categorialismo e inquinato, verrebbe da dire, dal clericalismo, per cui la politica inventale non solo premiava una categoria piuttosto che un'altra sulla base dei vantaggi elettorali. Faccio un esempio molto impopolare, ma non ho mai capito perché i ciechi abbiano un'indennità superiore ai sordi e superiore ai tetraplegici. Perché i ciechi sono una categoria che si è strutturata molto presto, molto potente, molto organizzata, e quindi un bacino elettorale di cui tenere conto. Per tetraplegici forse sono di meno, non lo so, comunque si sono organizzati più tardi, dopo, eccetera. Insomma, guarda, l'intensità dell'handicap, cioè quanto è disabilitante quella disabilità, uno direbbe che un tetraplegico è messo un po' peggio, cioè vogliamo fare una graduatoria di chi è messo peggio, no? Eppure, faccio questo esempio molto impopolare, ma però cioè, abbiamo inventato i 51isti in agricoltura, cioè coloro che avevano il diritto a un sussidio se avevano fatto almeno sulla carta almeno 51 ore in agricoltura, diversi da quelli che avevano fatto, non mi ricordo più giorni comunque, che invece ne avevano fatte non mi ricordo più quante nell'industria, eccetera. Cioè invece di fare un'indennità di disoccupazione generalizzata, hai perso il lavoro, hai questa storia contributiva, a prescindere da dove l'hai perso, hai diritto a questo. Noi siamo uno dei pochi paesi che tuttora, adesso con la riforma Fornero, con l'ASPI in teoria, però non è una riforma ancora completa, perché ci sono ancora pezzi che riguardano, in cui abbiamo inventato tanti sistemi diversi di protezione della disoccupazione. Che andiamo appunto fino alla cassa integrazione in deroga, che è l'ultima invenzione geniale, cioè invece di dire caspita, questi prima li obblighiamo a fare i Coco Pro e poi questi perdono il lavoro e non sono protetti, forse è il caso di pensare a un'indennità di disoccupazione che copra tutti quelli che perdono il lavoro a prescindere da dove lo hanno perso. Ci mettiamo una nuova categoria, i Coco Pro, che però dipendono da un unico committente. Se uno è un Coco Pro che per sua sventura dipende da tanti committenti, no. A prescindere dal fatto che possa perdere il lavoro da tutti i committenti oppure da quello maggioritario e quindi quindi è categoriale, ma perché le categorie a volte sono inventate, come dire, ad hoc, no? C'è la rincorsa a categorie. Qual è il risultato di questa categorialismo spinto a causa del sistema politico che l'ha utilizzato a proprio vantaggio, destra, sinistra, centro, ogni governo? È stato, è duplice. Primo, che a parità di situazione si hanno benefici diversissimi per entità, durata, certezza del diritto e così via. Triplice, anzi. Secondo, che c'è sempre qualcuno che rimane fuori.
non appartiene alla categoria giusta, per cui non è ancora stata inventata la categoria, cioè no? C'è sempre qualcuno che viene pieno di buchi. Pensate che ha fatto un calcolo che con la riforma dell'ASPI più il mini ASPI rimane, cioè la coperta si è allargata, però rimangono ancora scoperte diverse decine di migliaia di lavoratori che non riescono a entrare in quella categoria e neanche a entrare in nei criteri di questa roba. Prima era ancora peggio, c'è un bel libro, Flexi Security all'italiano. La terza conseguenza è un incentivo all'imbroglio, perché se il mio diritto non è certo, cioè il mio bisogno, la mia situazione non è sufficiente per darmi, perché non appartengo alla categoria giusta, allora io mumo l'appartenenza a questa categoria. La cosa tragica ed esemplare sono le pensioni di invalidità. Cioè, se manca il reddito minimo per i poveri, i primi sono stati sindacati a dire usiamo le pensioni di invalidità al sud come reddito minimo per i poveri. E uno dice, bisogna dare qualcosa a qualcuno e diciamo che sono invalidi. Dopodiché anche uno qualsiasi che magari non è povero dice, beh, sai che ti dico, se lo piglia guarda anch'io, no? Cioè, quindi è un incentivo all'imbroglio. Se bisogna mimare qualche cosa che non si è per avere quello che dovrebbe essere un diritto, poi anche se non ho diritto, non avrei né bisogno né diritto, ci provo. Quindi questo poi ha effetti sulla coscienza civica, sulla democrazia e così via. Primo fenomeno, prima caratteristica dell'Italia, sistema fortemente categoriale, frammentato e pieno di buchi, che è quel motivo per cui io dico che l'Italia è il paese dei diritti acquisiti, non dei diritti sociali. Lo dico anche ai miei colleghi pensionati quando dico, io appartengo a una generazione che ha beneficiato di non aver ancora attraversato la riforma Dini. Ma questo che cosa vuol dire? Che la mia pensione, che è un decimo di quella di Amato, di Rodotà o di altri tanto per darmi eccetera, cioè non sono miliardaria, però è la pensione di un professore universitario che ha pagato i 43 anni di contributi, so per certo che, soprattutto se vivrò a lungo come spero, anche se poi spero di morire di un colpo prima che la fragilità mi colpisca, perché questo tutto dice che devo morire, vivere a lungo ma non troppo a lungo, per morire di un colpo. So per certo che la montagna della mia pensione proiettata negli anni in cui vivrò ha solo una parziale relazione con la montagna dei contributi che ho pagato, perché tutti noi che siamo andati in pensione con un sistema retributivo che era collegato agli ultimi 10 anni, tempo era l'ultimo anno, la gente veniva promossa prima dell'anno, prima di andare in pensione, negli ultimi 10 anni, tutti quelli come me che hanno avuto una carriera ascendente, a differenza di quelli che hanno avuto una carriera piatta, quindi apparentemente, cioè poco ascendente, prendono di più di quanto non hanno dato. E ve lo dice una che ha pagato 42 anni di contributi. Cioè, non sono una baby pensionata, non parliamo delle mie amiche baby pensionate. O degli uomini che sono andati a pensione di anzianità a 35 anni e dicono, ho lavorato 35 anni, come mi succede sempre di discutere anche con la
la SPI pensionati anche con la Giovanna Cantoni, 35 anni avevano diritto, dico, a spese di chi? Cioè, questo sistema pensionistico è stato inventato quando c'erano moltissime persone in età da lavoro, pochi che sopravvivevano e che morivano presto, relativamente presto, no? Per cui fruivano per pochi anni la pensione, quindi tutti i contributi che loro avevano pagato rimanevano lì e c'erano quelli. Adesso non è più così, i miei genitori sono morti a 93 anni. Pensate non solo a mio padre che aveva pagato, ma a mia madre che con contributi ne aveva pagati pochi, cioè che gli aveva preso di reversibilità. Per fortuna sua, voglio dire, però sono discorsi spiacevoli, lo so, quando lo faccio alle SPI pensionati mi chiedo sempre perché mi invitano di nuovo. Quando smetteranno di invitarmi. Giovanna Cantoni l'ultima volta ha detto mi fai sempre un po' paura. Insomma bisogna dirle queste cose. Quando dico iniquo, dico che riguarda anche me. Poi potrei dire come fanno loro, dicendo no, ma io poi restituisco col volontariato, sì, ma questa è esabbondanza corte, sono di genere, voglio dire. Dopodiché so bene che l'altro pezzo del welfare, tutto quello che noi facciamo, il welfare di comunità, eccetera, ma non è sufficiente. Cioè, sarebbe più equo a questo punto dire che c'è una pensione universale uguale per tutti, come quella di base, per cui tu dici pagata dalla fiscalità generale, perché quando a un certo punto deve smettere di lavorare, perché è giusto anche che smetta, poi si può decidere a che età, per quale lavoro, eccetera, eccetera, e poi ci aggiunge quella che ha la contributiva. Ma non è cosa fare. Va bene, quindi pieno di buchi, ingiuste, però pensate, un'altra caratteristica che ha avuto il nostro welfare, e ha tuttora, è che è stato un welfare più redistributivo sul piano monetario, pur senza salvaguardare dalla povertà, perché l'altra cosa interessante è che è tutto spostato sulle pensioni, ma non è riuscito del tutto a garantire dalla povertà una porzione di anziani, perché io adesso ho parlato di quelli privilegiati come me, ma non è riuscito a garantire dalla povertà gli anziani, o soprattutto le anziane, perché le pensioni minime sono relativamente basse e con la riforma Dini legata ai contributi, secondo me si poterà la povertà in età anziana per uomini e donne, perché non riusciranno ad avere quella storia contributiva sufficiente. Questo io sono stata nella commissione Onofri e lo dissi già allora, quando sembrava di no, tutti mi dicevano no, si sembra solo esagerato, adesso lo dicono quasi tutti, cioè che ci stiamo avviando verso una nuova fase, come negli anni 70 e 80, in cui i vecchi saranno poveri, molti vecchi saranno, non tutti vecchi, molti vecchi saranno poveri. Quindi è cioè in cui i trasferimenti sono prevalentemente di tipo monetario, ma pioggia e in questi modi disuguali, per cui che avvantaggia i più fortunati, i più abbienti rispetto ai meno abbienti, avvantaggia, dicono, cioè non c'è il corrispettivo, avvantaggia, e invece poco redistributiva sul piano dei servizi. Cioè, il nostro è un welfare da cui il mio collega che diceva ci vuole anche il welfare sociale, intendendo i servizi. E questo tocca in particolare le donne. A due livelli tocca in particolare le donne. Tanto perché storicamente è stato vero in tutti i paesi in cui è aumentato molto l'occupazione femminile già dagli anni 70, sono i paesi in cui hanno sviluppato molto il terziario, che sono i servizi sociali, non sono solo i servizi sociali, ma sono anche i servizi sociali.
empiricamente è un ambito di lavoro con una forte concentrazione di offerta di lavoro femminile. Ma l'altro dato è che i servizi sono anche lo strumento abilitante le donne per stare nel mercato del lavoro. Perché? Perché sottrae non all'area del mercato, ma alla famiglia, cioè all'obbligazione della famiglia, parte del lavoro di cura necessario. L'Italia, dando per scontato la solidarietà familiare, da un lato non rende autonomi più giovani, dall'altro lato, cioè su tre lati non va mai bene. In primo luogo non dà autonomia ai più giovani, in secondo luogo non protegge dalla povertà coloro che non hanno giusto la famiglia giusta, non hanno detto la cicogna dove farli nascere, e quindi riproduce intergenerazionalmente le disuguaglianze. Questo è. In terzo luogo è poco amichevole per le donne, perché dà per scontato il lavoro gratuito delle donne nella famiglia. Ma non lo dico io che sono una selvaggia femminista, è scritto pari pari in taluni documenti governativi, cioè dando per scontato che ciò sia come funziona il mondo. Se voi pensate al libro bianco sul welfare, chi era ministro? Maroni, o al libro bianco Europa 2020 con il sostegno alla conciliazione all'occupazione femminile dal ministro Sacconi e Carfagna, quindi non nella notte dei tempi, 2011-2010, Europa 2020, cioè che cosa prospettiamo. In questi documenti c'è scritto pari pari, cito quasi letteralmente a memoria, i servizi servono poco, perché c'è scritto, è dimostrato che nelle regioni in cui ci sono più nidi la fecondità è bassa, cioè, come se fosse coperto il 100% in Emilia Romagna, lasciamo oltre alla questione delle pari opportunità tra bambini che non viene neanche considerata, cioè servizi per l'infanzia sono soltanto uno strumento di conciliazione, ma poi viene detto pari pari. Bisogna altresì incoraggiare, incentivare le giovani famiglie a vivere accanto ai genitori, in modo che i nonni, senza sesso, i nonni, c'è il mio cononno che è bravissimo oggi andava a fare, perché questa nonna qui è in viaggio, che i nonni si prendano cura dei nipotini per fare sì che le giovani mamme, papà sarebbe la mamma, possano stare sul mercato del lavoro, e poi a loro volta le figlie, le nuore, quando i nonni saranno morti per terra a vedere i bambini, li potranno dire. Tu dici, grazie, cioè se questa è una politica, grazie, abbiamo già dato, è quello che succede già, no? Cioè, non sembrerebbe che il messaggio, cioè, qual è la nostra politica? Fare in modo che figli e genitori, famiglie e figli e genitori vivano fianco a fianco. L'Italia è un paese in cui il 90% delle giovani coppie vive a meno di un chilometro di distanza, quindi non c'era bisogno che ce lo dicesse Sacconi, onestamente. Ma soprattutto, sembra essere precipitati nell'Ottocento, ma come la mettiamo con il fatto che contestualmente diciamo che i giovani devono seguire il lavoro dove c'è? Che prendano la valigia, che non facciano gli sfiziosi, che vadano, corrano dietro al lavoro primo, e che più donne devono stare nel mercato del lavoro e più a lungo. Non lo so, io che sono passata nel giro di 9 anni dall'avere un nipotino ad averne 2, mi rendo conto che questi 9 anni hanno fatto una certa differenza nel mio fisico, che non sono così attiva
fisicamente salda da un bambino all'altro, perché c'è questa caratteristica, così come i figli hanno questa tendenza perversa a crescere, i nonni hanno la tendenza ad invecchiare. E quindi gli succede, quindi se devono stare sul lavoro fino a 67 anni, a 70, qualcuno sta suggerendo anche che potremmo fare, visto che i giovani, le giovani coppie spesso non hanno accesso al progetto di maternità, ripeto, quello genitoriale, e comunque non se lo possono permettere, soprattutto quello genitoriale. Si potrebbe pensare che il congedo genitoriale se lo potrebbero prendere i nonni. C'è questa proposta? L'ho fatta Giovanni, non è inventata dalla mia perversa immaginazione. No, nell'ambito che tutta la mia vita è sottosegretaria si prende il congedo genitoriale, quindi le nonne precettate, poi come la vediamo, dovete stare fino al lavoro, e poi vi prendete il congedo genitoriale che non c'ha neanche i contributi. Quelli fino a 90 anni poi staranno sul mercato a lavorare, se non le licenziano, per potersi recuperare anche il congedo genitoriale, non lo so, vabbè. Solo in alcuni paesi socialisti c'era il congedo che poteva essere fruito dai nonni, che era un modo anche lì. Va bene, comunque, no, per dirvi, quindi il modello nostro è ancora quello familistico, quando ha a che fare con l'autonomia dei giovani, con la povertà e con il bisogno di cura. Quindi con fortissime dimensioni di disuguaglianza, che le famiglie sono una diversa dall'altra, e specificamente dimensioni di genere. Fortissime sulla povertà. Quindi il nostro modello di cittadinanza sociale povero, come dicevo prima, dei diritti acquisiti più che dei diritti sociali, categoriale, frammentato, in cui ancora l'ultima categoria, fra un po' penso che i prossimi imbrogli non riguarderanno più solo le pensioni di invalidità, ma gli esodati, perché l'altra categoria che è venuta fuori, drammatica, eccetera, però adesso sono gli unici che sono riconosciuti, cioè il cinquantenne o la cinquantenna che ha perso il lavoro non ha nulla. Invece se uno può atteggiarsi o cercare di rientrare nella categoria dell'esodato, forse qualcosa gli capita. Questa è una cosa complicata. Io dicevo decine di lettere, perché la gente pensa che dato che io sono una persona pubblica e poi parlo al ministro, anzi a Letta direttamente, mi dico sempre caro, pensa che 50 non succede così, però a me serve perché ricevo queste, dicevo queste esperienze, sono messa ridotta da esperienze che magari non conoscerei. Di donne, sono molte donne che mi scrivono, dice io ho 55 anni, ho lasciato il lavoro perché dovevo curare la mamma, adesso chi mi vuole, chi mi assume, nessuno, non posso, pensavo di poter prendere la pensione minima, di essere arrivato, adesso non so nulla e non sono neanche esodata. Sono autoesodata perché mi ero allontanata io per fare quello che ci si aspettava da me, curare la mia mamma, mio papà, eccetera. Questi sono problemi drammatici. Eppure, pensate che ho fatto parte adesso di una commissione ennesima in cui abbiamo cercato di vedere come poter introdurre un reddito minimo per i poveri. Voi direste che in un paese in cui la povertà sta crescendo in modo esponenziale forse sono maturi i tempi e il consenso politico-culturale per introdurre una misura di sostegno al reddito per i poveri. Appena Giovannini ha fatto balenare l'idea che forse magari, eccetera, subito levata agli scudi. C'è chi dice no, è il contrario, perché i poveri altrimenti poi si abituano male. Ma sto mica nel il problema della fibra morale dei poveri è cruciale. I ricchi hanno una fibra
i poveri sono soggetti a ogni tentazione. Gli date una cosa e loro si prendono il braccio e poi dopo si comprano da bere, poi smettono di cercare il lavoro, eccetera. Quindi se poi gli date qualcosa dovete poi costringerli a fare qualche cosa. Non solo in Italia, ma in Italia dove non si fa nulla, questa idea dei poveri che hanno una figlia morale assolutamente fragilissima è molto diffusa a destra, ma non solo. Una discussione che ebbi ai tempi con Trentin su questo e poi con Conferati, in cui diceva niente senza lavoro, dico se il lavoro non c'è, cosa facciamo se il lavoro non c'è? O se non sono in grado di lavorare? Vabbè, comunque appena detto questo, perché ha detto no, perché per i poveri nulla, questo è tutti nel mezzogiorno, quindi no, da evitare. C'è stato i sindacati, subito hanno detto prima cassa integrati, poi gli esodati e poi i soldi non ci sono più. Cioè, prima sempre qualche cosa che c'è già, cioè i diritti acquisiti. E chi non è riuscito a entrare nella categoria degli aventi diritti acquisiti fatica oggi nel nostro paese. Che è lo stesso motivo per cui chiudere un nido costa meno che chiudere una fabbrica, anche a parità di personale messo, perché sono diritti più deboli, casuali, affidati, anche più spezzettati, perché il nido qui, il nido là, poi succede a Forlì, poi succede a Padova, cioè sono cose parpagliate che non fanno massa e così, quindi è brutto. Allora questo era per dire, no, è inutile piangere sul buon tempo antico perduto, non solo perché tanto non torna, ma perché non era così buono, era iniquo. Certo, come dire, le tensioni hanno tirato fuori la garanzia, l'estensione delle pensioni che è avvenuta negli anni 50 e 60, in cui si sono messi a posto storie contributive, specie di molte donne, non si diceva ancora che le marchette, che non avevano pagato le marchette, è stata una grandissima operazione che mostra il successo, cioè ha tirato fuori fino a metà degli anni 80 in tutti i paesi OCSE i poveri erano principalmente vecchi. Dalla seconda metà degli anni 80 la povertà tra i vecchi e le minorità, mostrando il successo della politica pensionistica, sia pur così frammentata eccetera, e però chi ha cominciato a crescere, tanto oggi quella dei vecchi si è stabilizzata, cioè non sta scendendo più. Cioè lo zoccolo duro dei vecchi poveri c'è, è piccolo, ma quello che è drammatico è la povertà dei minori. Ci sono più minori poveri che non vecchi poveri. Se vogliamo fare queste graduatorie, perlomeno dovrebbero essere altrettanto visibili, anche perché gli effetti di lungo periodo dell'essere povero da bambino sulla salute, le possibilità formative, la scolarità e quindi che cosa uno potrà fare da grande e sarà da grande, sono enormi, e che questo non sia uno scandalo nel nostro paese. A me, che sono su piazza da tempo e che sono la prima in Italia quando ero presidente della commissione povertà, aver fatto un rapporto sulla povertà dei minori perché nessuno la vedeva, e adesso l'Istat raccoglie i dati specificamente anche sui minori, continua a non dare una spiegazione di questo paese familistico in cui i figli sono pezze core, in cui ci lamentiamo che non nascono abbastanza bambini. Il fatto che ci sia un 23% di bambini in povertà, sapete che tra i figli di migranti e gli stranieri sono il 55%. Cioè, sono dati da sottosviluppo. Questo perché? Perché adesso gli stranieri è un altro grave problema. Sto parlando
regolari, non di quelli irregolari, stranieri regolari, se contassimo anche gli altri. Ho perso il filo. 55% degli italiani sono povertà dei minori, No, perché la povertà dei minori? Da che cosa dipende? Dipende da due fatti. Primo che tanto va detto, è particolarmente concentrata nelle famiglie numerose, e numerose intendo con 3 o più figli, non con 6, con 3 o più figli, nel mezzogiorno soprattutto. Ma comunque, insomma, passare da 2 a 3 fa per due motivi. Il primo, perché non c'è una politica di sostegno al costo dei figli sufficiente in termini di trasferimenti, di monetari. In secondo luogo, a volte quando si pensano le cose, pensate a quello dell'assegno per le famiglie con 3 figli minori, poveri, e in cui il più piccolo aveva 3 anni, una cosa così, insomma, legata all'età. Cioè, questo fatto, oppure la social card, quella vecchia, che era data alle famiglie povere con un minore di 3 anni, perché ha 4 anni, 5, 6, cioè, che idea hanno questi? No, anzi, di solito qualsiasi ricerca sul costo dei figli dimostra che il costo cresce, con l'età non diminuisce. Quindi, che senso ha? Che senso ha? Vabbè, quindi uno è non c'è una politica di sostegno, ma soprattutto non c'è una politica di sostegno all'occupazione femminile, delle mamme, delle mamme, perché tra una famiglia, con lo stesso numero di figli, la povertà diminuisce di 2/3, passando da famiglie in cui solo il papà lavora a famiglie in cui lavora anche la mamma. Quindi il lavoro delle mamme è la cosa più protettiva dalla povertà dei minori, anche perché protegge eventualmente dalla dissoluzione della coppia, protegge cioè uno può impoverirsi ma non diventare povero, cioè ridurre il proprio reddito ma non diventare povero se ha un suo proprio reddito. Quindi si ritorna a quello di prima, cioè continuare a pensare che le donne sono una risorsa familiare infinita e gratuita su cui si può contare, ha un effetto sulle chance delle famiglie stesse, soprattutto quelle di ceto più modesto. Quindi il welfare familiare, che se non ci fosse lascerebbe a piedi moltissime famiglie, moltissimi individui, ha però queste conseguenze potenzialmente perverse, perché oltre a vincolare dentro la famiglia, vincola l'offerta di lavoro femminile o la capacità di lavoro per il mercato delle donne, e quindi vincola le risorse di mercato, le risorse di protezione dalla povertà delle famiglie stesse. Quindi rischia di diventare un circolo vizioso. È tardi e quindi devo finire, non so se ho detto tutto quello che avrei voluto, ma sempre troppo, e lascio aperto per le domande.